con il completo granata, con pantaloncini e calzettoni neri. L'Udinese invece con la prima maglia a righe verticali bianco-nere con calzettoni e pantaloncini bianchi. Il sesto battuto da questa bandierina, ecco Jeromin, la palla che spiove, non ci arriva davvero per pochissimo, ma Gazzaoui. Il movimento in area di rigore, non c'erano maglie però avversarie, il tiro e il grandissimo gol da parte di Infante che pesca un sinistro che è davvero qualcosa di più di un jolly. Dicevamo, era un'area poco affollata di maglie granata, la respinta è finita sui piedi di Infante. Difficile poi metterci una pezza quando un giocatore trova un gesto tecnico così perfetto. Alla battuta sono in tre, si defilano in due, rimane solo Garmendia, anzi no, batte proprio Jeromin, il colpo di testa con la palla che finisce sul fondo, non perde mai il pallone, il numero 10 bianconero, poi la palla dentro per Pertain. Pertain è regolare, la finta di Ivan che poi non riesce a trovare lo sbocco, deve tornare fuori da Borgobello, ancora Omer Borgobello con il cross nella zona di Magnino, il pareggio dell'Udinese annullato con la segnalazione ancora una volta di fuorigioco. Dietreggia quando sale Jeromin, eccolo qui Jeromin che può piazzare il cross preciso nella zona di Garmendia, telefonato il tiro per Patella. Eccola un'altra palla interessante che finisce sui piedi di Jeromin che prova la sterzata, qui è mancato il guizzo finale, alla fine la palla finisce sul fondo, credo sia corner per l'Udinese. Adesso Mincione anticipato proprio da Infante, era l'ultima azione del primo tempo, arriva il duplice fischio del signor Strippoli. Della Salernitana non eccelle per qualità tecnico-tattiche, per cui avere due giocatori bravi nel dribbling. Vuole che si cominci dal basso, Popolaro non ne vuole sapere e va a lungo invece per la testa di Pertain che spizza per Amoroso, Giovanni Amoroso, e arriva il pareggio dell'Udinese. Ha fatto bene Coppolaro a battere lungo perché la testa di Pertain può essere sempre letale, la spizzata per Giovanni Amoroso, e quanto ci meritiamo questo gol. Arriva la gioia del talentino brasiliano che è stato davvero freddissimo a spiazzare Patella, palla all'angolo, granata e poco più, la battuta di Garmendia, il tocco, palo, Amoroso, gol 2-1 nell'Udinese, ma se segnava Amoroso su questo colpo di tacco c'era da impazzire. Il gol lo ha segnato Marco Matic come una faina, appostato, va ad insaccare in rete, indica il centrocampo l'arbitro. Ancora lo scambio tra Borgobello e Garmendia, il numero 11 bianconero rischia, voleva un retropassaggio a Perisame, regala la palla a Cappiello, poi Cappiello, il pareggio della Salernitana. Che incredibile regalo, che topica su questo retropassaggio. Poi c'è una dose di sfortuna incredibile del rimpallo fortunoso per la Salernitana, ma non doveva mai succedere una cosa del genere. La palla allargata ancora per Cappiello, di prima intenzione per Faella, attenzione, rischio clamoroso, calcio di rigore per la Salernitana, il fallo da parte di Coppolaro che viene anche ammonito. Ovviamente la sua conclusione, parte Cappiello, angolino ancora una volta per il numero 9, 3-2 della Salernitana, una partita folle. La verticale con la sponda di petto di Amoroso per Pertain che non ne ha più ed è anche finito il match in maniera davvero paradossale e incredibile. La Salernitana batte l'Udinese 3-2. Borgobello con il cross nella zona di Magnino, il pareggio dell'Udinese annullato con la segnalazione ancora una volta di fuorigioco. Dietreggia quando sale Jeromin, eccolo qui Jeromin che può piazzare il cross preciso nella zona di Garmendia, telefonato il tiro per Patella. Eccola un'altra palla interessante che finisce sui piedi di Jeromin che prova la sterzata, qui è mancato il guizzo finale, alla fine la palla finisce sul fondo, credo sia corner per l'Udinese. Adesso Mincione anticipato proprio da Infante, era un'area poco affollata di maglie granata, la respinta è finita sui piedi di Infante. Difficile poi metterci una pezza quando un giocatore trova un gesto tecnico così perfetto. Alla battuta sono in tre, si defilano in due, rimane solo Garmendia, anzi no, batte proprio Jeromin, il colpo di testa con la palla che finisce sul fondo, non perde mai il pallone, il numero 10 bianconero, poi la palla dentro per Pertain. Pertain è regolare, la finta
finta di Ivan che poi non riesce a trovare lo sbocco, deve tornare fuori da Borgobello. Ancora Omer Ball, arriva la gioia del talentino brasiliano che è stato davvero freddissimo a spiazzare Patella. Palla all'angolo, Granata e poco più, la battuta di Garmendi, il tocco, palo, Amoroso, gol 2-1 dell'Udinese, ma se segnava Amoroso su questo colpo di tacco c'era da impazzire. Il gol lo ha segnato Marco Matic come una faina, appostato, va ad insaccare in rete, indica il centrocampo l'arbitro. Ancora lo scambio tra Borgobello e Garmendi con il completo Granata con pantaloncini e calzettoni neri, l'Udinese invece con la prima maglia a righe verticali bianco-nere con calzettoni e pantaloncini bianchi. Il sesto battuto da questa bandierina, ecco Geromin, la palla che spiove, non ci arriva davvero per pochissimo, ma Gazzawi. Il movimento in area di rigore, non c'erano maglie però avversarie, il tiro e il grandissimo gol da parte di Infante che pesca un sinistro che è davvero qualcosa di più di un jolly. Dicevamo, ultimazione del primo tempo, arriva il duplice fischio del signor Strippoli. Della Salernitana non eccelle per qualità tecnico-tattiche, per cui avere due giocatori bravi nel dribbling. Vuole che si cominci dal basso, Popolaro non ne vuole sapere e va lungo invece per la testa di Pertain che spizza per Amoroso, Giovanni Amoroso, e arriva il pareggio dell'Udinese. Ha fatto bene Coppolaro a battere lungo perché la testa di Pertain può essere sempre letale. La spizzata per Giovanni Amoroso, e quanto ci meritiamo questo gol.